Buonasera da Marco Angileri, ben ritrovati con F Motori, il magazine settimanale dedicato al motorsport in Friuli Venezia Giulia. Parleremo con Michele Doretto in collegamento Zoom con il pilota pordenonese. Con lui affronteremo il discorso Rally Valli della Carnia 26 e 27 di giugno, ma la seconda parte sarà ancora dedicata al trial, perché questo è il weekend del campionato del mondo Trial GP di Tolmezzo 12 e 13 di giugno, perciò focus sul grande evento di Tolmezzo. Una buonasera a Michele Doretto, lo salutiamo, ovviamente lui è collegato per parlare di quello che sarà il Rally Valli della Carnia, ricordiamo 26 e 27 di giugno, senza dimenticare la grande affermazione Rally Piancavallo. Buonasera Michele. Buonasera a tutti. Allora, torniamo indietro di qualche settimana, una gran bella soddisfazione per te, Barbara Arcangeli, tua moglie, aver conquistato una loro così importante in una gara che immagino per te sia di riferimento come Rally Piancavallo tra le storiche. Diciamo proprio di sì, così nel mio cassettino sono riuscito nella mia carriera a fare 3 assoluti, anche se sono consapevole che l'elenco iscritti dello storico non era come quando ho vinto il Sagittario nel 2002 e nel 2004, però resta sempre scritto nella storia. Però in questo caso avevi un mezzo che non era all'altezza, diciamo, come performance rispetto a quelle che avevano alcuni tuoi avversari. Sì, diciamo che c'erano 6-7 pretendenti all'assoluta con macchine ben più grosse, però un po' anche il tempo ci ha permesso sia a me e Andrea De Luna di frustare, passami il termine, fino all'ultimo cavallo delle nostre piccolette, permettendoci di fare dei tempi di rilievo paragonabili anche alle moderne. In qualche prova abbiamo fatto quinti e sesti assoluti sul moderno nazionale. Beh, questa la dice lunga su quella che è stata la vostra prova, ma anche quella di Andrea De Luna, perché hai trovato un avversario di livello che ti ha dato dei riferimenti precisi in questo caso. Difatti ti dico sinceramente, è un amico Andrea e c'erano delle scommesse in palio e probabilmente se non c'era lui contro di me magari non acceleravo neanche così tanto. Mi sembrava di essere tornato quando ero giovane, con 2 figli di meno e meno responsabilità sulle spalle. Ci siamo divertiti, è stata dura per il meteo, però alla fine abbiamo fatto un ottimo risultato. Ora si cambia registro, Rally Valli della Carnia, perciò a fine mese di giugno si cambia totalmente, perché ci sarà un'altra vettura, una vettura moderna, una vettura che tu comunque conosci bene perché in passato ti ha dato delle belle soddisfazioni. Sì, io normalmente delle gare del moderno cerco di fare sempre il Carnia, prima perché è organizzato da amici, Matteo, Fabrizio e tutto il resto dello staff. È una gara che mi è sempre piaciuta, per me il Pura è una delle prove più belle che abbiamo in Italia. L'atmosfera del Rally della Carnia è una cosa super particolare e quest'anno ho deciso di tornare a correre con la Clio R3 della Gym Autosport che avevo già corso, che sono degli amici e speriamo che venga un altro buon risultato. Tu hai parlato di Pura, come mai una prova così spettacolare, una che sicuramente per molti bisognerebbe inserirla sicuramente tra quelle che hanno fatto la storia dei rally, soprattutto, ma non solo a nord-est, sappiamo quanto sia stata poi utilizzata in vari rally, dal Rally Alpi Orientali in tanti anni fa, ovviamente anche addirittura a San Martino di Castazzo, perché c'era un valore assoluto in quella prova. Guarda, ti dico un po' la tipologia proprio della prova speciale, perché c'è un po' di tutto, c'è il veloce, c'è il guidato, un asfalto molto abrasivo che ti permette proprio di arrivare quasi a trovare il limite della macchina, dell'assetto, delle gomme
e nel momento che scollini là fai la differenza, perché sì, c'è il primo pezzettino che diciamo un po' guidato, ma il resto è da fare on-off col cervello e lì fai la differenza. Senza nulla togliere, comunque ti dico, quest'anno la Fusea Lauco la fanno contraria. Al contrario, Io infatti. non l'ho mai fatta e già la Fusea Lauco è una gran prova e secondo me anche al contrario verrà fuori sicuramente bella. E invece la Paula il Gosullo l'avevo fatta all'epoca nel 97 con Rally della Carnia ed è sempre una gran bella prova. Che ricordi hai di quella prova? Cioè, sono passati diversi anni, era il vecchio Rally Valli della Carnia al tempo, ora è divenuto Valli della Carnia, però il pensiero, il ricordo di quella prova. Ma anche là è stata una gara un po' particolare perché quel Rally della Carnia lì c'era tanta pioggia e adesso non mi ricordo se esattamente era la Fusea Lauco o la Paola Ricusullo che l'abbiamo fatta praticamente con la nebbia. Io in quel caso lì correvo con la Clio M3 della Dexter e mi ricordo del particolare di Fabio Soravito, che tutti sanno della sua capacità. Nella prova dove c'era la nebbia sto ancora contando col pallottoliere quello che lui mi ha dato con interessi che prima o dopo recupererò, insomma. Facciamo un conto in sospeso ancora che è con Fabio Soravito, ma lui è un pilota di casa, un pilota che conosce bene quelle prove però. Sì, difatti ti dico, passami il termine, ai carnici sta lì davanti a casa loro non è proprio così semplice. Ma ti ricordi quanti secondi hai preso da Fabio in quella prova? No, sicuramente lui deve aver vinto la classe per 7, 8, massimo 10 secondi, ma su quella prova lì abbiamo sempre, cioè tutto il giorno abbiamo combattuto e lui ha fatto la differenza su quella prova lì con la nebbia che sicuramente mi avrà dato più di un secondo al chilometro, ma è stato tutta lì la differenza. Michele, non è facile però scendere da una vettura storica che ha già diversi anni e poi salire su una moderna con una Clio R3C, bisogna anche abituarsi, fare chilometri, anche se è una vettura che tu già conosci. Sì, diciamo l'R3 io la conosco abbastanza perché ho fatto diverse gare con quella della Dexter e con la Gima ho fatto il Valli Pordenonesi nel 2014 che ho fatto il secondo assoluto. Era un periodo in cui era nuovissima, diciamo, come vettura in quel caso. No, bene, era già l'evoluzione, era già evoluta, ma l'R3 è uscita nel 2008, per cui era già una macchina che aveva già 6 anni. E è una macchina particolare, nel senso che è molto tecnica a livello di guida. C'è Mi si un addice altro tuo abbastanza. conoscente, l'hai nominato prima, che l'ha fatta correre e andare molto bene anche su terra, raccogliendo dei bei risultati. Sto parlando ovviamente di Fabrizio Martinis. Sì, sì. Ma anche Fabrizio obiettivamente con l'R3 è sempre andato forte perché un anno all'Alpi Orientali, adesso non mi ricordo esattamente l'anno, era navigato da mia moglie, da Barbara, ed erano settimi assoluti nell'italiano, erano secondi delle 2 ruote motrici. Beh, mi sembra che lui nel 2011 2 ruote motrici ha vinto il campionato italiano su terra, perciò per dire quanto è legato anche a una vettura, è com'è, tu lo sarai immagino per quello che sono state le tante gare che hai affrontato. Sì. Diciamo che è ancora una macchina come un Super 1006 che ti dà belle impressioni di motore, nel senso la macchina ha quasi 240 cavalli, tira 8000 giri, cioè per noi di vecchia generazione o come l'Honda mia che quasi gira 9000, sentire il motore che urla in quella maniera lì, io un turbo, l'unica volta che ho corso col turbo ho corso il Prealpi Trevigiane con il Mitsubishi, ma perché era 4 ruote motrici. Mi dai un turbo a me e ti dico guarda hai un R3,
Ecco, lo spieghiamo agli amici a 1,106. casa perché la gestione del turbo è la gestione appunto dei giri è totalmente diversa, molto più bassa, a differenza di un ispirato. Tu hai parlato della tua Honda, ma così come di un R3C, dove bisogna tenere sui giri assolutamente per avere le prestazioni, ecco. Ma diciamo sono due robe totalmente diverse, l'Honda mia e l'R3, nel senso che l'Honda mia è un 1.600 di cilindrata e praticamente sotto i 5.000 o i 4.500 è come andare via con una Panda a 3 cilindri ibrida. Dai 4.500 ai 9.000 è quel leone che esce, che si chiama VTEC, che fa la differenza, e devi abituarti a usarla in una determinata maniera, cioè vai con una marcia quasi più bassa rispetto a una Clio R3 perché devi usarla di più. L'R3, essendo 2000 di cilindrata, logicamente ha un'altra forza sotto e da 2000 giri fino agli 8000 è sempre in tiro, ma è anche proprio il rumore che quello volevo farti capire di differenza tra un turbo, cioè se Diego della Gym Autosport mi dicessi guarda che per te gli stessi soldi ti porto giù la Clio R3T che è nuova generazione, sì, nuova generazione, turbo e quant'altro, gli dico Diego, piuttosto ti do io qualcosa in più, mi porti la C, ma è una cosa mia, cioè che non sei l'unico, non sei l'unico, perché è un attaccamento anche a forse un aspirato, un'abitudine a correre, e uno non sei l'unico perché ho già avuto opportunità anche di parlare con piloti già intervistati che la pensano come te comunque. Sì. L'emozione che ti dà sentire un motore sempre alto lì e le marce che seguono è una cosa unica. Magari un giorno capiterò anch'io su un R5 quando vinco una lotteria, però non si sa mai. Michele, io ti ringrazio, ti aspettiamo perciò te come tanti altri piloti, e ci sarà Barbara a proposito del tuo fianco, Barbara Canto, sì. Perciò confermata sempre lei. Ormai non cambia, ci mancherebbe anche, perciò Rally Valle della Carnia 26-27, Michele Doretto che sicuramente è un pilota che dà sempre forte, lo ha dimostrato. C'è chi dice peccato perché forse più di qualche anno fa avrebbe potuto prendere la rampa di lancio per fare un qualcosa di ancora più importante, lo dicono in molti, però hai qualche rimpianto sotto questo aspetto? Forse col senno del poi, a parte che ti dico che purtroppo nello sport nostro, ti faccio una battuta e capiscila, articolo quinto, chi ha soldi ha vinto. Infatti. E non c'è niente da fare. Tu hai tutte le buone capacità, sei talentuoso e quant'altro, ma anche che una scuderia decidesse di darti una mano viene tutto difficile. Io poi dal canto mio sono sempre stato un po' controcorrente a tutto, nel senso che sono stato il primo a credere nell'Honda, ho fatto l'Honda, non ho partecipato solo al trofeo Saxo il primo anno, ma dopo la terza gara mi sono ritirato perché erano già finiti e a quel punto ho deciso di correre per divertirmi. Bene, grazie Michele, grazie della tua disponibilità, ci vediamo a Rally Valle della Carnia, un in bocca al lupo. Grazie mille, grazie a tutti e buona serata. Conto alla rovescia per l'arrivo in Carnia dei grandi protagonisti del campionato del Mondo Trial. Tolmezzo, grazie all'organizzazione del Motoclub Carnico, ospiterà sabato 12 e domenica 13 giugno le prime due prove della rassegna iridata. Tanti piloti attesi nell'Alto Friuli per deliziare gli spettatori con salti e acrobazie di precisione millimetrica. Tra loro i fari saranno puntati soprattutto sui due assi iridati della specialità, i catalani Tony Beau e Laia Sanz, che assieme contano ben 48 titoli mondiali. Tony Beau, 34 anni, è il più grande driver di sempre del trial, ha vinto 28 mondiali tra outdoor e indoor. Laia Sanz, 35 anni, anche lei catalana, in sella alla Gas, ha conquistato 13 titoli iridati nella disciplina, 5 all'Ori nel mondiale enduro. Fari puntanti anche sui maggiori piloti italiani. Matteo Grattarola, 33 anni, l'uomo di punta tra gli azzurri, campione iridato in carica nella Trial 2 e 11 volte campione tricolore. E Luca Petrella, 23 anni, l'unico in grado di contrastare lo strapotere di Grattarola. Al via anche i centauri friulani, come la promessa nazionale della specialità, Giacomo Brunisso delle Fiamme Oro, già campione tricolore nel Mini Trial A, e Gabriele Agostinis del Motoclub Carnico, a podio nell'ultima gara di campionato italiano nella TR3 125.
Ormai ci siamo, manca poco all'appuntamento di Tolmezzo. Fabio Lenzi che conosce molto bene questo territorio anche perché ha un passato glorioso come pilota, qua ha anche vinto. Sì, ho dei bellissimi ricordi legati a Tolmezzo perché ho corso gare di campionato italiano che ho vinto, l'ultimo Trio delle Nazioni che è stato fatto qua con l'Italia siamo andati sul podio, quindi ho dei bellissimi ricordi legati a questo territorio. Dopo l'annullamento delle prime due gare, quella del Giappone e Repubblica Ceca, il Motoclub Carnico ha risposto presente per quanto riguarda il doppio appuntamento e qua partirà proprio il campionato del mondo. Esatto, la situazione ha portato alla cancellazione delle prime due tappe, quindi Tolmezzo avrà l'onore di ospitare la prima prova del torneo iridato 2021 con un doppio appuntamento e quindi ci saranno due giorni che apriranno la stagione iridata del trial. Una gara di mondiale mancava da circa 10 anni. In questi 10 anni c'è da registrare anche la presenza in campo nazionale di giovani piloti del Friuli Venezia Giulia, questa è sicuramente una cosa molto positiva. Esatto, so che ci sono 3 candidati che parteciperanno, quindi questo fa molto piacere sia anche come direttore tecnico perché abbiamo dei giovani che vogliono fare esperienza a livello mondiale, ma mi fa molto piacere anche per la vostra terra perché insomma vuol dire che quello che è stato seminato negli anni scorsi con gare di campionato italiano, outdoor, anche indoor, mondiale, Trio delle Nazioni, diciamo sta portando comunque dei risultati. Parliamo delle zone sotto l'aspetto tecnico, qual è la sensazione visto che immagino tu le conosca già? Sì, qua dipende molto dal fattore meteo perché ovviamente soprattutto le zone nel bosco se piove diventano veramente molto, molto insidiose. Comunque è un terreno molto vario perché si passa dalle zone diciamo nel greto del fiume, quindi fatte soprattutto a base di sassi con un buon grip, alle zone nel sottobosco con una forte pendenza e decisamente scivolose se piove, per poi arrivare anche alle ultime zone proprio sopra Tolmezzo dove sono ormai diventati famosi i tre moroni. E quindi diciamo c'è una bella varietà di zone. Ricordiamo che il nuovo format del mondiale prevede 12 zone per 2 giri, quindi gli appassionati avranno la possibilità di vedere i migliori piloti del mondo su 12 zone anziché le 10 dello scorso anno, sia il sabato che la domenica. Quest'anno abbiamo la fortuna che in tutte le classi presenti a Tolmezzo avremo un rappresentante. Matteo Grattarola infatti è passato dalla Trial 2 alla Trial GP, quindi avremo almeno un rappresentante in tutte le classi che a parte la Trial E, quindi quella dedicata alle moto elettriche, la prima prova ospiterà quindi la Trial GP, la Trial 2, la Trial 125, la Women's GP che è la classe regina delle ragazze e la Women's 2. Emanuele Prisco, ormai ci siamo, manca poco, il Trial GP a Tolmezzo, dopo 10 anni un evento mondiale, tanto sforzo organizzativo per voi del Motoclub Carnico. Ci siamo quasi, ormai entriamo di fatto nell'ultimo mese e gran parte degli adempimenti, delle pratiche burocratiche sono già state ormai completate, quindi ormai stiamo lavorando sulle rifiniture, sui dettagli, manca davvero poco, anche perché in questo periodo con la pandemia in corso di fatto ci sono delle ulteriori particolari procedure e protocolli da seguire, pertanto saremo molto attenti anche sotto questo aspetto. È prevista la presenza di pubblico fino a 1000 per il sabato, 1000 per la domenica. Questo è sicuramente positivo perché uno spettacolo così importante come il campionato del mondo trial deve avere del pubblico. Ma indubbiamente per noi sarebbe stato un grosso smacco non riuscire ad avere almeno una minima presenza di pubblico, perché crediamo che comunque è un evento che porta un notevole immagine al territorio
e sono previste per comunque partecipazioni da tutto il mondo, quindi sarebbe stato davvero un peccato non avere la partecipazione del pubblico, pur essendo consapevoli che ovviamente la salute viene ovviamente prima di tutto. Il nuovo decreto che avrà valenza a partire dal 1° giugno prevede la partecipazione del pubblico in impianti all'aperto fino a 1000 persone, appunto. Quindi sì, ufficializziamo che ci sarà la possibilità di poter vedere la manifestazione, solo però con previo l'acquisto di un biglietto che sarà venduto online a partire dalla prossima settimana, a partire comunque dall'11 maggio indicativamente. Non abbiamo ancora l'ufficialità al 100%, ma ci sarà appunto la possibilità di acquistare, questo perché è necessario per poter tracciare tutti quanti i partecipanti come il protocollo prevede. È una bella soddisfazione per la federazione ospitare la prima gara del campionato in una doppia formula, cioè doppio punteggio e doppia gara. Sì, assolutamente, è stata nella sfortuna, diciamo, di questa stagione, di questo momento pandemico, la pronta risposta della federazione e del motoclub ovviamente, e soprattutto di riuscire ad andare a coprire immediatamente quello che sono le richieste, sono state le esigenze, e, insomma, sicuramente un vanto e un grande onore per chi organizza. Il trial è uno sport molto facile da fruire, perciò ci si aspetta anche la presenza di famiglie, di curiosi. Questo è importante perché si porta veramente uno sport come il trial a contatto con le persone, con i curiosi, nella speranza di avvicinarli. Diciamo che nella sua tecnicità il grosso vantaggio del trial è proprio questa vicinanza con il pubblico. Questo rende più, diciamo, vicino il grande campione, il grande atleta, è avvicinabile a differenza di tanti altri sport. La lentezza, se vogliamo, dello svolgimento della prova tecnica permette ancora di più di poter seguire, diciamo, lungo il percorso l'atleta, il campione o anche il semplice amatore che comunque ha il suo seguito. In campo nazionale si aspetta chiaramente sempre delle nuove leve. Come si sta muovendo in linea generale la federazione? Allora, stiamo lavorando molto sotto l'aspetto della preparazione tecnica, quindi anche con Fabio Lenzi, quindi si sta lavorando molto in questa direzione. Stiamo puntando soprattutto ai giovani e stiamo dando un occhio particolare all'ambito femminile. Già dal 2022 dovremmo uscire con un progetto nazionale che andrà a lavorare nello specifico proprio sul comparto femminile e un comparto anche qui sui mini, su quello che sono i giovani atleti. I ragazzi del Motoclub Canico tanta passione, ma hanno anche un ottimo palmarès di tanti mondiali organizzati non solo trial ma anche enduro. Sicuramente non sono io a dover dire quanto sono veramente in gamba, quanto è lungo, quanto è importante e pieno il palmarès del Motoclub Carnico, assolutamente. Solo negli ultimi 10 anni penso che la lista sia veramente importante e lunga. Andiamo a spiegare quelle che saranno le zone di gara sotto l'aspetto tecnico. Le zone di gara si svilupperanno tutte nel territorio del comune di Tolmezzo e precisamente nell'abitato di Tolmezzo e a contorno dello stesso. 3 gli ambiti importanti: uno a sud in corrispondenza del Rio Confine, ex polveriera Pissebus, un secondo ambito sulla strada per andare a Illeggio, 4 zone, e un ambito cittadino a monte del centro storico dove saranno collocate le ultime 3 zone, di cui una, la 10, di tipo indoor con ostacoli artificiali. Possiamo dire 3 aree molto diverse a livello tecnico fra di loro. Certamente convengo con te, 3 aree molto diverse. La prima area su cui si svilupperanno 5 zone interamente su un rivolo importante con grossi massi, le altre aree quindi più dislocate su sottobosco e ambiti circostanti. Che hai un po' dovuto scegliere quelle che sono le zone di gara. Il territorio si presta, nel senso che è facile trovare delle aree poi da trasformare in zone di gara, oppure hai faticato nella ricerca? No, noi siamo abbastanza fortunati e penso che la prerogativa del Mondiale Tolmezzo sia proprio la logistica, in primis perché a 6 km dall'autostrada abbiamo la possibilità di
esprimere e sviluppare un campionato del mondo, però allo stesso tempo la quota altimetrica non molto alta non permette chiaramente di avere tante diversificazioni di territorio e morfologico, però all'interno del nostro territorio siamo comunque riusciti a garantire in un ambito di un giro di 13 km 3 diversi tipi di ambiti su 3 diversi tipi di zone. Poi avremo anche 3 piloti, Craiger, Agostinis e Brunisso. Questa è una bella soddisfazione, perché seminare con gli eventi vuol dire raccogliere i frutti dopo anni. Sì, io ritengo che questa sia la prima volta che a un mondiale italiano, tra l'altro organizzato in Friuli Venezia Giulia, ci sia la possibilità che 3 giovani locali, uno di Udine, uno di Tolmezzo, uno di Paolaro, impegnati nella Trial 125, propedeutica naturalmente alle altre categorie, saranno impegnati per dimostrare la loro abilità nel realizzare e nel cimentarsi su questi ostacoli.